Benvenuti dietro le quinte, in questa puntata le anteprime romane di Autobiografia erotica al Piccolo Eliseo, l'ascensore al Nuovo Teatro Orione e tutti in crociera al Teatro Manzoni. L'ascensore con Luca Giacomelli Ferrarini, Elena Mancuso, Danilo Brugia, regia di Matteo Borghi al Nuovo Teatro Orione. New York di oggi. Emma, John e Mark, moglie e marito, intrecceranno le loro sorti a quelle di Mark, un giovane a cui la malattia ha tolto ogni aspettativa e speranza di vita. 3 protagonisti e un pianoforte in un continuo alternarsi di suspense, romanticismo e colpi di scena. Sarà il pubblico a riordinare i pezzi e a capire quale ruolo sta giocando ogni personaggio nella partita a carte contro il destino. Teatro Orione, siamo qui con un thriller psicologico, anche musicale, quindi qualcosa di particolare e soprattutto anche un'innovazione. Lo scrittore, il drammaturg è uno spagnolo, tra l'altro questo testo mi sa che ha vinto un importante premio. Sì, ha vinto tanti premi in Spagna, è stato pluripremiato diciamo, quindi nel 2017, motivo per il quale il nostro produttore Giuseppe Di Falco ha deciso di importarlo in Italia e di proporlo qui e eccoci qui. Insomma, siamo qui questa volta a Roma dopo aver fatto 3 date al Teatro Cestello di Firenze che sono andate insomma, benissimo, la critica è stata molto positiva e quindi vediamo oggi Roma come reagirà a questa idea innovativa, appunto come hai detto tu, di un thriller psicologico legato però al musical. Parliamo in particolare dei vostri personaggi. Com'è questo tuo ruolo che interpreti? C'è qualche cosa di tuo nel personaggio oppure no? No, perché è un personaggio torbido, poi appunto che stasera si vedrà, per cui no, diciamo che l'unico anello di congiunzione in questo personaggio è che mi ritrovo ogni volta a fare un medico, perché è un personaggio molto, molto difficile perché ha una linea particolare, diciamo che è quello che determina poi un po' tutto come dire, il thriller, ecco, la suspense che c'è nello spettacolo, mentre gli altri 2 personaggi di cui ti parleranno ampiamente Luca ed Elena sono ovviamente ben delineati. Il mio sta un po' lì, borderline, capito? Quindi è un po' complicatino, però molto bello, è molto interessante farlo e poi comunque anche lo spettacolo e le musiche sono belle, le canzoni, per cui è molto coinvolgente. Protagonista femminile. Ma è un thriller, abbiamo detto psicologico, abbiamo detto ma c'è questa cosa claustrofobica, che succede in questa ascensore? Allora, io ora ovviamente non posso raccontare tutta la storia, altrimenti in quanto thriller svelerei troppo. Sicuramente la cosa che posso dire è che l'ascensore, che è il vero protagonista diciamo di questa vicenda, è l'unico vero imprevisto in queste 3 vite intrecciate che in realtà sono legate tra di loro per determinati motivi che poi si scopriranno ovviamente quando si vede insomma lo spettacolo ed è l'unico vero appunto imprevisto che smuoverà le carte in gioco. Infatti il claim dello spettacolo è se il destino cambia i tuoi piani, esatto. Ma il destino cambia veramente i piani secondo te oppure no? Assolutamente sì, il destino cambia i piani di tutti, chiaramente, no, a volte in meglio, a volte in peggio. Chiaramente per questi 3 personaggi, come nella vita, darà e donerà delle sfumature più o meno amare in base a quello che ognuno decide di fare e alle scelte che ognuno farà. Quindi è uno spettacolo secondo me che fa anche riflettere molto, perché comunque le decisioni che si prendono nella vita chiaramente hanno un peso, hanno un prezzo e quindi qui vengono portate alla luce in maniera molto precisa e definita. Al Piccolo Eliseo, autobiografia erotica di Domenico Starnone con Pier Giorgio Bellocchio e Vanessa Scalera, regia di Andrea De Rosa. Aristide e Mariella si incontrano in un appartamento di Roma. Lei lo ha convocato con una lettera e la ragazza con cui 20 anni prima ha avuto a Ferrara un incontro durato poche ore, terminato in un furtivo rapporto sessuale. La memoria di quella giornata diventa il pretesto per andare a fondo nel pozzo nero della rimozione. Autobiografia erotica qui dal Piccolo Eliseo, ne parliamo subito con i protagonisti. Intanto siamo curiosi di sapere che cos'è questo spettacolo, è una cronaca della seduzione, come lo definireste in 2 parole?
È la cronaca, è il racconto di un incontro amoroso, ma non di un incontro amoroso che avviene in quel momento sul palcoscenico mentre lo spettacolo va in scena, ma di un incontro amoroso che i due protagonisti hanno avuto da ragazzi, diciamo da diciottenni, diciannovenni. Però la protagonista femminile manda una lettera, quindi invitando l'altro a questo incontro. Come cambia il personaggio da quando si vedono la seconda volta o nella prima avventura? Ma nella prima l'evoluzione è enorme perché sono passati 20 anni, io incontro quest'uomo alla tenera età di 18 anni, ero una ragazzina e gli scrivo una lettera abbastanza esplicita, sessualmente esplicita, pur di farlo venire a casa. Infatti lui si aspetta un incontro amoroso, un incontro sessuale e poi tutto questo non avverrà. E dopo 20 anni è una donna matura, è una donna ferita. Ora non svegliamo perché poi il mio compagno di merende dice che spoilerò e quindi non posso dire oltre, però è una donna che ha avuto, una donna sola, che non ha avuto più, probabilmente più un uomo, ha avuto delle relazioni fugaci, però non si è risposata. Lui invece ha avuto 3 figli, si è sposato 3 volte, 2 o 3 volte. Io sono rimasta appesa a quel ricordo e a quell'atto sessuale, ecco. Cosa c'è di interessante in questo personaggio quando te l'hanno proposto? Perché subito tu hai detto sì, mi piace. Che evoluzione ha attraverso questi racconti anche sessuali, di avventure sessuali? Però che cosa accade nell'intimo e nella psicologia dei personaggi? Come si ritrovano dopo? Come si ritrovano dopo? Lo spettacolo finisce in sospensione, per cui quello che accadrà dopo a questi due personaggi non è dato sapere e soprattutto io neanche me lo sono mai chiesto più di tanto. Per quanto riguarda la scelta di accettare di farlo, è stata fondamentalmente legata a 2 elementi. Il primo era la possibilità di lavorare con Vanessa, che oltre ad essere una mia amica è un'attrice straordinaria che io stimo incredibilmente e con cui andare sul palcoscenico è sempre un'emozione grande. E fare questo mestiere senza emozionarsi diventa un po' avvilente, per cui io quello cerco. E dall'altra parte la sfida personale di accettare di usare un linguaggio e di parlare di argomenti di cui non si parla abitualmente in quel modo, e quindi quello era una sfida artistica e professionale nel cercare anche di superare i propri pudori, le proprie paure, i propri freni, che non è facile, ma che non è facile ogni sera, cioè nel senso noi ogni sera prima di andare in scena ci guardiamo e ci diciamo ma come le diremo queste, lo faremo, poi tu vai in scena e lì scatta un meccanismo magico per cui poi parti, arrivi fino in fondo e poi quando è finito ti dici porco, ho detto tutta quella, veramente ho detto quelle cose, sì, gli abbiamo detto, vabbè è successo. Era la prima volta che mi trovavo in intimità con un'altra donna. Un ragazzino sposato. Un ragazzino sposato che passa un intero pomeriggio con me, con una ancora più ragazzina di lui, una diciottenne sconosciuta in una città sconosciuta. Poi il ragazzino riparte, torna dalla moglie incinta, 3 chili di più. Al Teatro Manzoni tutti in crociera con Antonello Costa, Annalisa Costa, Giampiero Perone, regia di Antonello Costa. Gli italoamericani di Boston vogliono premiare Antonello Costa come talento italiano, ma non avendo i soldi per l'aereo il suo agente gli organizza un lungo viaggio in nave dove dovrà esibirsi gratuitamente per i passeggeri. Antonello però in crociera si ritrova in balia di stranissimi personaggi, un pericoloso latitante, un comandante esaurito e una ballerina che nasconde un tremendo segreto. Teatro Manzoni, il nuovo spettacolo di Antonello Costa. Ci hanno garantito che si ride veramente tanto. Com'è questa crociera? Allora, innanzitutto la crociera fa aumentare la circolazione ai piedi, tant'è guarda qua, mi si sono gonfiati i piedi, è incredibile. Ma questa è l'apertura dello spettacolo perché tra poco andremo in scena. La storia è molto semplice, gli italoamericani di Boston vogliono darmi un premio a me. E il mio agente non mi manda in aereo ma mi manda in nave e in più mi devo esibire sulla nave perché devo pagarmi il biglietto della crociera per arrivare a prendere il premio e durante la crociera, che è la Pizzomar Crociere di Don Antonino,
c'è un comandante che è Giampiero Perone, bravissimo, c'è Annalisa Costa, mia sorella, che fa la soubrette, insomma, E naturalmente sulla nave saliranno passeggeri tutti strampalati, tutti divertenti. Senti, ma come ti vengono queste idee? Ci sono spettacoli uno dopo l'altro con trovate molto originali. Da dove prendi le idee tu per lo spettacolo? Culo, in senso buono. No, sono tanti anni, quindi l'esperienza, 1, 2... adesso sono tanti anni, avrò scritto 19 varietà diversi, quindi parliamo credo più di 100 numeri di repertorio, numeri cantati, ballati, recitati, dove io la comicità la uso a 360 gradi, quindi c'è un pezzo dello spettacolo dove faccio il flamenco e faccio la parodia di Joaquín Cortés, che è Joaquín Cortos, che io sono Bassos, e ballo, faccio un pezzo con le nacchere, quindi utilizzo tanti tipi di comicità. Ho avuto paura, a un certo punto ho detto ma forse a un certo punto le idee non mi verranno più, e invece fino adesso, toccando ferro, ma sai, secondo me essendo siciliano, essendo comunque una persona allegra, sono portato a vedere il lato comico in ogni cosa, quindi magari leggo un libro serio, guardo un film serio, mi viene un'idea, una trovata e ci costruisco sulla gag. Poi naturalmente una delle cose più belle secondo me di questo tipo di spettacolo, che è un varietà, è che non viene mai uguale, perché primo il pubblico fa parte dello spettacolo, perché il pubblico sono i passeggeri della crociera, e questo lo scopriranno facendo lo spettacolo, e in più giorno per giorno, replica per replica, noi limiamo, aggiustiamo tutte le battute fino a che poi tutte entrano perfettamente. Magari poi ti viene una battuta nuova, adesso ne ho aggiunta una che con Don Antonino, freschissima, dico Don Antonino, dico ho una collezione di armi, faccio tutta una serie di armi, a un certo punto dico ho la pistola De Maio ma la uso poco perché spara a Salvini. Quindi boato del pubblico, cerchiamo anche di stare appresso alla quotidianità della vita. Las pelotas. Porque recuerdos males. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci e alla prossima puntata.